Si fa un gran parlare di Brexit e voi vi chiederete cosa c'entra il Brexit con il trasferimento dei migranti dall'ex Prandina di Padova a Bagnoli di Sopra. No, c'entra perché il Brexit è stato provocato dall'astio, dal nazionalismo, non soltanto da quello, ma dall'astio contro i migranti, che non sono i migranti africani, non c'entra niente, sono i migranti europei che secondo gli inglesi sono troppi e hanno portato via lavoro gli italiani, gli stessi tedeschi, bulgari e rumeni che sono andati a cercare lavoro o a studiare in Gran Bretagna. Di qui nasce, questo è il motivo trainante di questa uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, che dei migranti se n'è sempre fatta un baffo. Ma noi nel frattempo cosa facciamo? Porte aperte a tutti. Venite, ieri abbiamo dato il dato dei 14.000 migranti arrivati negli ultimi 3 giorni e non sono profughi, sono una minoranza strettissima e quelli vanno accolti. Sono migranti economici che scappano per migliorare la loro condizione, purtroppo spesso annegano nel canale di Sicilia davanti a Lampedusa. Quelli non possiamo più accoglierli, abbiamo già tantissimi problemi, qui abbiamo le fabbriche che chiudono, i pensionati alla fame, le famiglie che non ce la fanno, le tasse che non diminuiscono, la burocrazia che sta mietendo vittime a sprombattuto e noi continuiamo a far entrare gente per poi trovarci delle bombe a orologeria in questi hub dove ci sono 500-600 persone in paesini di 3.000 anime, come appunto a Bagnoli di Sopra, piuttosto che a Cona, dove ci sono già stati dei problemi. E quindi qui gode la Germania perché distrugge la nostra economia e poi godono quelli che vivono di questo business, perché ci sono le cooperative, ci sono le onlus, la stessa Marina Militare, le forze armate, è tutto lecito, non c'è nulla di immorale, però hanno dei vantaggi economici anche loro facendo queste operazioni e questo lavoro straordinario. Allora noi continuiamo a portare questa massa di persone, un giorno se ci troveremo in una situazione, è già difficile ora, ma stanno aumentando i pericoli e i rischi con il terrorismo, tra l'altro, che si infiltra all'interno di questo esodo biblico. Siamo dei tafazzi, cioè siamo proprio degli autolesionisti, se va avanti così altro che Europa, ci troveremo in un paese devastato e dissestato sotto tutti i punti di vista.